È un titolo ovviamente un po' provocatorio, come l'Arena deve essere secondo me. Il partito dei vitalizi. L'Arena di Giletti è tornata ieri ad accendere i riflettori sulle pensioni che percepiscono i parlamentari, costi esorbitanti. Nel mirino la Sicilia, ospite in studio del conduttore anche il presidente della regione Rosario Crocetta. I vitalizi dei deputati vanno aboliti, sono state le prime parole del governatore, ma io, ha poi precisato, non ho una maggioranza e non posso agire. Comunque ne parlerò col presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, perché la riforma sui vitalizi va fatta, ha aggiunto Crocetta. Ma se la Sicilia è ritenuta una regione canaglia, anche il Parlamento nazionale è canaglia, eppure quello europeo, anche lì ci sono i vitalizi, ha evidenziato ancora Rosario Crocetta. E in tema di vitalizi l'Arena ha stretto l'obiettivo su un ex deputato regionale agrigentino, precisamente di Grotte, Salvatore Caltagirone, ora settantenne. Nel 2001 fece l'ingresso a Sala d'Ercole nelle file di Alleanza Nazionale per pochi mesi, dopo l'elezione di Pippo Scalia alla Camera dei Deputati, che così lasciò il seggio di Palazzo dei Normanni a suo favore, e per quella presenza calcolata in 51 giorni dentro l'Assemblea regionale siciliana, partecipando per l'esattezza a sole 5 sedute, Salvatore Caltagirone percepisce oggi un vitalizio mensile di 3.000 euro lordi. E così le telecamere di Massimo Giletti hanno fatto tappa a Grotte per intervistare l'ex deputato. Attività parlamentare, disegni di legge 0, interrogazioni parlamentari 0, interpellanza parlamentari 0, mozione 0, ordine del giorno 0. Come attività parlamentare in quei 2 mesi ha combinato poco. Ma cosa vuole che si combini in 2 mesi? Vero è che io ho partecipato a pochissime sedute, è però altrettanto vero che per ottenere il vitalizio ho pagato il riscatto, cioè ho pagato i contributi previdenziali per 5 anni. Posso chiedere quanto mi scusi, parecchi soldi, un centinaio di milioni circa, ecco. Per coprire 5 anni di legislatura? Sì, le sembrerò sprovveduto, non sapevo neppure quando sono entrato nel Parlamento siciliano che i parlamentari avessero a fine mandato diritto al cosiddetto vitalizio. Lei non se l'è posto il problema di rinunciare di versare quella somma e dire vabbè, io me ne torno a casa, qui è finita questa esperienza e rinuncio pure al vitalizio, non verso quei soldi. Non capisco il motivo per cui non avrei dovuto farlo. Perché è stato 2 mesi, 5 sedute. Senta, mi ha fatto stancare di ripeterle che ho pagato i contributi per 5 anni, quindi per un'intera legislatura. Nel caso in cui io ci rinunziassi, mi dice lei quale problema risolverei io e lei? Cioè dice, se io ci rinunciassi passerei pure, tra virgolette... Perfesso. Quindi meglio me lo tengo. Guardi, c'è gente che piglia 30.000 euro al mese di pensione. Ma lei si sente privilegiato? Assolutamente no. Mensilmente l'ARS paga circa 300 vitalizi ad altrettanti ex parlamentari o a loro eredi che percepiscono da 2.440 euro a 11.000 euro lordi. La spesa annuale è di circa 18 milioni di euro.